È stato un anno molto ricco, fortunatamente questo, perché quando si ha la possibilità di partecipare a tanti PON e la possibilità che vengano approvati, chiaramente la scuola ne gode, perché le attività si arricchiscono in maniera incredibile. Noi parliamo in particolare di questi tre PON, Multicreando, Mi metto in gioco e Il mondo intorno a noi, che si sviluppano su 10 moduli e che ci hanno dato la possibilità di mettere in campo una serie di professionalità sia interne alla scuola con i nostri tutor che esterne con gli esperti che hanno seguito questi moduli e, su una serie di attività che poi sono il nostro fiore all'occhiello. Parliamo di attività musicali, attività teatrali, ma anche attività che per il potenziamento delle abilità strumentali quali la lingua italiana, la lingua straniera, l'ambito logico-matematico. Anche le nuove tecnologie indirizzate ai bimbi più piccoli hanno dato la possibilità di cominciare dei percorsi educativi mirati che secondo noi sono molto importanti. Importanti perché approcciare le nuove tecnologie a quelli che sono chiaramente i nuovi nati digitali praticamente, no? Quindi i bimbi della materna nella maniera corretta, ehm, far comprendere quale possa essere il giusto modo di utilizzare queste nuove tecnologie farà la differenza rispetto a quello che purtroppo vediamo accade molto spesso con gli adolescenti.